Oltre 20.000 casi nelle 24 ore, 21.056 per l'esattezza, con Verona e Treviso sopra i 4.000. Omicron corre in Veneto segnando al rientro dall'Epifania un nuovo record, complici feste in famiglia e veglioni. Il picco maggiore che abbiamo raggiunto da inizio pandemia, insomma, sappiamo che il numero dei positivi con questa variante Omicron è un numero in continua crescita, a parte i giorni festivi in cui c'è un calo fisiologico. Tutto sommato la parte ospedaliera continua a tenere. 209 i ricoveri in terapia intensiva, 1518 in area non critica. Questo significa in termini di colorazione che il Veneto rimane giallo, per quanto è difficile prevederlo. Al di là dei colori resta però il problema del tracciamento, definitivamente saltato. Ci aspettano delle settimane molto intense. Qual è il problema? Il problema è che con numeri così grandi tutta l'attività di contact tracing e di tracciamento diventa impossibile. Questo è il quadro a poco più di 24 ore dal rientro in classe per migliaia di ragazzi, con il presidente Zaia ritornato a chiedere anche in queste ore al CTS di esprimersi sulla scuola, o sarà, testuali parole, un calvario. Sullo sfondo il braccio di ferro a suon di ricorsi tra governo e Regione Campania. Insomma, solo un parere scientifico, autorevole e definitivo potrebbe disinnescare la bomba. Il tema più che politico è pratico, un esempio su tutti. Noi sappiamo già che non saremo in grado di applicare i protocolli che sono previsti. Facciamo un esempio: con un caso positivo i ragazzi rimangono a scuola in autosorveglianza, ma dobbiamo fare un test al primo giorno al T0 e poi uno al quinto giorno. Oggi con questi numeri di positivi è pressoché impensabile, impossibile pensare di riuscire a farlo in tempo. E sulla scuola usa parole nette, guardando al dibattito sulla DAD l'epidemiologo Massimo Guerriero: la chiusura tout court non ha senso, ben altra cosa se si accelerasse sui vaccini. Ora, tenere chiuse le scuole per non far nulla non serve a niente, non servirebbe a nulla. Se invece, non so, mi dicessero teniamo chiuse le scuole per 3 settimane perché vogliamo vaccinare tutti gli studenti in tempo record, allora questa potrebbe essere una misura di rilievo.